Manovra Salva Italia, IMU e Patto di Stabilità. Cosa cambia per i comuni e di conseguenza per i cittadini? Per i comuni ovviamente cambia il valore della manovra che dovranno effettuare anche per quest'anno, perché per i comuni significa una ulteriore stretta sul patto di stabilità interno, un taglio alle risorse disponibili, quindi maggiore difficoltà nel garantire i servizi, nel garantire specialmente la spesa in conto capitale, che è l'elemento di forte crisi derivante essenzialmente dagli obiettivi di patto di stabilità. Dal punto di vista dell'autonomia ovviamente cambia il percorso di raggiungimento degli obiettivi finanziari, perché si riapre il tema dell'autonomia comunale con l'anticipazione dell'IMU, quindi della patrimoniale, all'anno 2012. L'anticipazione di questa patrimoniale però è effettuata con una modalità nuova, cioè con una compartecipazione statale, quindi una parte del gettito dell'imposta patrimoniale è devoluta allo Stato, viene versata dai cittadini allo Stato, che ovviamente importa una diversa valutazione del rapporto anche tra il cittadino, che si aspetta ovviamente che le proprie risorse che derivano dall'autonomia siano spese essenzialmente per i servizi comunali, e invece viene individuato questo flusso che in qualche modo va dalla periferia allo Stato, per chiudere una manovra finanziaria ovviamente che è una manovra finanziaria molto pesante per tutto il Paese, quindi sia per i comuni che per lo Stato. Quindi il cittadino si troverà per quest'anno a pagare di nuovo la patrimoniale sull'abitazione principale, anche se in forma diversa, perché la distribuzione del pagamento dell'imposta è un po' diverso, perché l'aumento delle detrazioni farà sì che un numero inferiore probabilmente di famiglie pagherà l'imposta municipale sull'abitazione principale. Per il resto però si troverà anche con una modalità di pagamento diversa, perché prima il comune di solito mandava anche un bollettino postale, mentre oggi c'è un pagamento unico attraverso l'F24 che è diventato una modalità di pagamento diffusa, quindi il cittadino si troverà anche ad approcciare una modalità proprio di pagamento, di compilazione del modello diversa, e quindi sicuramente una novità sia dal punto di vista ovviamente della pressione fiscale sia dal punto di vista della modalità di esazione dell'imposta. Però nel frattempo si rischia anche una minore autonomia dei comuni, pensando anche alle modalità sempre più stringenti del patto di stabilità. Dal 2013 anche i comuni sopra i 1.000 abitanti, dai 1.000 ai 5.000 abitanti saranno costretti. Sì, qui si parla sempre di contributo finanziario e di stretta finanziaria, perché anche i comuni con popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti saranno interessati al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il meccanismo di patto, che è abbastanza complesso proprio nella predisposizione del bilancio, quindi gli uffici comunali si troveranno ad un adempimento che non hanno mai realizzato, quindi anche con una difficoltà tecnica sicuramente da affrontare, e anche però con un obiettivo finanziario importante da raggiungere, e quindi la difficoltà sicuramente in questi enti sarà più rilevante, perché si sommerà una novità dal punto di vista contabile e anche ovviamente un obiettivo finanziario forte. Perfetto.